il risarcimento dei risparmiatori, come previsto dalla Costituzione, avverrà quando chi ha ricevuto un danno verrà indennizzato per l'intero importo. Questo è solo un primo passo, non è ancora il momento di festeggiare. Franco Conte, presidente del Codacons, ieri sera era a Roma all'incontro di Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte. Lui, insieme ad altre 16 associazioni di risparmiatori, ha votato a favore della soluzione TRIA per le modalità di ristoro, ma nonostante questo, spiega, il percorso non è ancora concluso. Intanto cerchiamo di portare a casa questo 30% che sarà come una pioggia che è arrivata come adesso dopo una siccità. I tempi per cui si arrivi al 100% dipenderà dal Parlamento. Sono 3 miliardi di fatto sul tavolo del Ministro, che basterebbe un voto del Parlamento ma anche un atto solo del Ministro per destinarli ai risparmiatori. Anche per il sindaco di Montebelluna, la città di Veneto Banca, è necessario un passo in più. Io spero che si voglia continuare in questa direzione, riconoscendo a tutti i soci che sono stati danneggiati un ristoro economico che sia perlomeno adeguato. Marzio Favero ricorda poi come l'idea di una legge speciale sia partita proprio da Montebelluna. Quando abbiamo condotto le riunioni come sindaci, la prima proposta che abbiamo avanzato è quella che ci fosse una legge per aiutare coloro che erano in difficoltà. Nel vertice romano stabilite dunque le modalità di indennizzo degli investitori, che non saranno tutti rimborsati automaticamente. Risarcimenti diretti solo per coloro che hanno un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro, coloro che dispongono di un patrimonio mobiliare non superiore a 100.000 euro. L'indennizzo sarà pari al 30% delle somme perdute per gli azionisti, mentre gli obbligazionisti subordinati riavranno il 95% del capitale andato in fumo, soluzione che a Montebelluna soddisfa a metà. Non è che io abbia perso chissà cosa, però c'è poco da fare. Nella vita hai bisogno anche dei 30-40 mila euro, chi anche dei 10, no? E quindi sono 2 anni intanto che aspettiamo e però ancora non si vedono cose sicure e certe. A me comunque sembra già un successo, insomma, per quello che, ecco, che non mi aspettavo una conclusione così. A mio parere uno dovrebbe riavere anche con gli interessi tutto quello che ha perso.